Mercoledì 20 settembre 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi, notizia in primo piano che riguarda sempre la crisi del trasporto pubblico in provincia di Belluno. Questo è il titolo: bus, accuse incrociate, arrivano altri autisti. De Pellegrin, sindaco del comune di Belluno, critica i ritardi, affrontare le emergenze, Dolomiti Bus lasciati soli dalla provincia, la capofila manda rinforzi e si riduce il numero di corse tagliate. Oggi sono 11, l'approfondimento di Dallanese a pagina 11. La foto di copertina invece ci porta a Longarone, potere, affari e bugie, il Vajont fu strage di Stato, da Fortogna all'esortazione antimafia di Don Ciotti. Vajont, 60 anni dopo, quella è stata una strage di Stato, non ci sono dubbi per Don Luigi Ciotti che con Libera e i superstiti è andato in pellegrinaggio al cimitero di Fortogna. La logica mafiosa non è solo quella delle organizzazioni criminali, ma anche quella del potere, quando si nasconde dietro manipolazioni e dentro e dietro menzogne. Sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, Belluno, 13 anni per l'appello, la banda la fa franca. In primo grado 3 condanne per furto senza condizionale, ma non hanno fatto un solo giorno di carcere. L'approfondimento di Sosso a pagina 18. Il sindaco di Sovramonte, ex psichiatri a Sorriva, basta sprecare soldi pubblici. Il sindaco Federico Dalla Torre chiama in causa l'USL, sono pronto a segnalare la questione alla Corte dei Conti. A Gordino si innamora del paziente, ma lui la picchia e la maltratta. L'assistente sociale intreccia una relazione con l'uomo, lui finirà per picchiarla e maltrattarla, andrà in carcere. Longarone, no all'aumento della produzione, la Metalba, faremo ricorso. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi. In primo piano notizia identica a quella che abbiamo trovato anche nell'edizione del Corriere delle Alpi, ovvero Dolomiti Bus, ritardi inaccettabili, dura presa di posizione del sindaco di Belluno, De Pellegrin. Il problema della mancanza di autisti si conosceva da mesi. In montagna i servizi costano molto di più della pianura. Senza maggiori risorse i servizi non sono sostenibili. Perché non si è agito prima? Mancano 70 autisti, è impensabile trovarli a breve, dice il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin il giorno dopo il vertice sui trasporti e sui disagi Dolomiti Bus, e prosegue: non è accettabile affrontare la questione fondamentale del trasporto pubblico oggi, serviva aprire un tavolo di confronto mesi fa. E anche ieri Dolomiti Bus in serata ha diffuso l'ormai quotidiano bollettino sul taglio delle corse. Oggi salteranno 6 bus e il procuratore di Belluno Paolo Luca spiega che non ci sono gli estremi per parlare di interruzione di pubblico servizio perché non è ravvisabile il dolo. L'approfondimento di Fant a pagina 5. Bocciato il piano di ampliamento della Metalba, altra notizia che troviamo sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno, la decisione nella conferenza dei servizi, esultano i comitati, ci hanno ascoltato. L'approfondimento di Toscani a pagina 8. La foto di copertina ci porta invece a Rifugio dal Piazza, 60 anni nella Busa delle Meraviglie, un'immagine del Rifugio dal Piazza in costruzione. In questi giorni si celebrano i 60 anni di attività di un vero gioiello delle vette feltrine nei pressi della Busa delle Vette, altrimenti conosciuta come Busa delle Meraviglie. L'approfondimento di Mammani a pagina 7. Feltre, spese legali al comune, 24.000 euro di parcella. E ancora Belluno, soccorso alpino a caccia di nuove leve. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, ex colonia di Tai a Montagnana, oggi la conclusione della demolizione, poi via alla variante. Pieve di Cadore, rissa in piazza, una perizia medico-legale sulla ferita, l'approfondimento a pagina 9. E per quanto riguarda lo sport, ciclismo e solidarietà, la 24 ore Bike for Pollicino cerca volontari per la notte. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno, addentriamoci al suo interno. La notizia messa in primo piano riguarda una notizia che interessa tutto il territorio bellunese. Test emergenze, domani l'allarme su tutti i cellulari, ecco cosa fare. Ieri la giunta comunale ha rassicurato la popolazione sul test che ci sarà nelle prossime ore. Avvisate gli anziani. Di che cosa si tratta? Anche i bellunesi testeranno un nuovo sistema di allarme pubblico. Il comune avvistate
avvisate soprattutto gli anziani e solo sperimentazione. Anche la provincia ieri ha diffuso un comunicato ricordando i dettagli della sperimentazione. Domani, giovedì 21 settembre, alle ore 12, i telefoni cellulari in Veneto saranno raggiunti da un messaggio di Test It Alert, il nuovo sistema di allerta pubblico nazionale. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile nella nostra regione suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati, turisti compresi. Chi riceve il messaggio di test non ha nulla da temere, spiega il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrini e l'assessore alla protezione civile Lorenza De Cunovic, e non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio. L'invito per tutti che abbiano ricevuto correttamente il messaggio o meno è ad andare sul sito italert.it e rispondere al questionario. Le risposte degli utenti infatti consentiranno di migliorare lo strumento. Fondazione Angelini, la 3 giorni di studio sulla toponomastica alpina. L'appuntamento è da giovedì 28 a venerdì 29 settembre. E per quanto riguarda lo sport, 24 ore pedaliamo per Policino, volontari per la notte. Ha sempre rappresentato una delle caratteristiche che l'hanno maggiormente connotata, anzi a ben vedere quello di impegnarsi per gli altri è stato il vero tratto fondativo della 24 ore di San Martino. Come si ricorderà, infatti, l'idea di allestire una staffetta era la concretizzazione di una civile protesta contro l'impossibilità di usufruire di un impianto, peraltro dal nome non equivoco, polisportivo, da parte di discipline altre rispetto al calcio. E adesso la visita di Don Ciotti a Fortogna, ricorda il Vajont, la mafia c'era già per il fondatore di Libera, anche allora il potere si nascose dietro la menzogna, poi l'appello, serve uno scatto in avanti, oggi a fare la differenza è l'indifferenza. Questa una delle sue dichiarazioni che troverete all'interno di questo servizio del Gazzettino di Belluno. E a Ponte nelle Alpi apre i battenti il presidio locale di Libera, riferimento per i giovani. Il motivo della visita di Don Ciotti in provincia di Belluno è anche questo: ha inaugurato la sede pontalpina dell'associazione da lui fondata, parliamo di Libera, lotta contro tutte le mafie. In questa pagina siamo a pagina 4 del Gazzettino di Belluno. Scuole, appalti record per 40 milioni, la soddisfazione del presidente Padrin dopo il super lavoro che ha permesso di far decollare 10 interventi del PNRR. Resta però il nodo del Renier, un altro istituto scolastico del capoluogo, dove gli studenti sono ancora nei container con affitto scaduto, ma qualcosa sembra muoversi. Le celebrazioni, notizia che riguarda anche l'Associazione Bellunesi nel Mondo, giornata del migrante, oggi come ieri, film sui bimbi invisibili della Svizzera. Da oltre un secolo, questa è l'edizione numero 109, si susseguono gli incontri annuali per celebrare la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, ancora una volta organizzata da Migrantes, la fondazione di emanazione della Conferenza Episcopale Italiana. L'appuntamento è fissato per domenica 24 alle 16 al Teatro Giovanni XXIII con la partecipazione all'organizzazione di Chiesa di Belluno Feltre, Caritas Diocesana e Associazione Bellunesi nel Mondo. Il programma prevede la proiezione del film di Rai 3 Non fare rumore, alla presenza della giornalista Alessandra Rossi e dello studioso Tony Ricciardi, con l'introduzione del diacono Francesco D'Alfonso. E adesso la notizia che ha aperto sia l'edizione del Gazzettino sia quella del Corriere delle Alpi. Si parla della crisi del trasporto pubblico in provincia di Belluno dovuta alla carenza di autisti, disagi dolomitibus, l'ira del sindaco Oscar De Pellegrini. Il sindaco del capoluogo parla di ritardo inaccettabile nella ricerca dei conducenti. Il tavolo di confronto andava aperto mesi fa. Anche oggi 6 corse tagliate e il procuratore Luca spiega: nessun dolo non è un'interruzione di pubblico servizio. La soluzione non è immediata, è impensabile trovare 70 autisti a breve, non ci resta che portare pazienza. L'ultimo saluto a Malusà, fu un maestro per tutti, la sua politica fece scuola, mancato a 69 anni il musicologo e riferimento per la sinistra, il ricordo dell'amico ed ex sindaco, in questo caso del comune di Feltre, Paolo Perenzin. La mostra La Bellunese Fedon torna a casa con i suoi colori, vetri e città, mostra che sarà inaugurata il 25 settembre, rimarrà aperta fino al 6 ottobre e ovviamente in questo caso la mostra si terrà a Palazzo Bembo del capoluogo bellunese. Passiamo adesso a Feltre, parcelle e polizze. Dopo la soluzione per la gara del gas, un conto da 25.000 euro al comune per il procedimento contro l'ex sindaco Perenzin, ma ci penserà l'assicurazione. Ancora da Feltre, caffè sospeso offerto agli anziani, appuntamento a Pra del Moro domani mattina in occasione della giornata dell'Alzheimer. E sempre da Feltre, comunità educante, tutti i progetti messi in campo da enti e associazioni.
Spostiamoci e rimaniamo nel Feltrino. Di Gavanoi la protesta si allarga contro l'invaso idrico che interessa i comuni di Lamon e di Sovramonte. Prospettato nell'area lamonese, lunedì si è schierata anche l'amministrazione di Feltre. Loris Maccagnan, sindaco dell'Altopiano, stiamo aspettando una risposta da regione e provincia. Seren del Grappa, bocchette, granate inesplose nel bosco, arrivano gli artificieri per farle brillare, altri reperti ancora della prima guerra mondiale che sono presenti sotto la terra di queste zone martoriate appunto dalla Grande Guerra. Sovramonte, i 60 anni del rifugio dal Piazza sulle vette feltrine. A Palazzo Bianco venerdì in sala Confindustria una serata di racconti e memorie. Passiamo a Longarone. Metalba ha bocciato l'ampliamento, parere negativo della conferenza dei servizi al progetto presentato dall'azienda, esultano i comitati, una vittoria. Decisivi i dubbi sull'analisi della ricaduta dei metalli pesanti sui volumi del traffico interno e sulle misure anti-rumore. Alleghe, pochi pompieri volontari, giovani leve, fatevi avanti. E ancora altre due notizie che in questo caso interessano il comune di Sedico: una pista ciclopedonale in via Fermi, il comune nel bando di 175.000 euro, una vetrina europea per la politica culturale, sempre notizia che interessa il comune di Sedico. E una foto invece ci porta in Alpago, Dal Bene in visita al distaccamento di Eva Alpago. Del Bene, commissario straordinario dell'USDA numero 1 Dolomiti, ha visitato la storica associazione di volontari del comune di Alpago che presta servizio con le sue ambulanze. Siamo a Pieve di Cadore, largo alla variante, giù l'ex colonia, ultimi colpi di Benna a Tai oggi per demolire l'edificio abbandonato perché per decenni ospitò i giovani di Montagnana, semafori movieri per regolare il traffico e getti d'acqua per contenere la polvere durante le operazioni di abbattimento. E sempre da Pieve di Cadore, accoltellamento, una perizia medico-legale sulla ferita, il PM Primavera vuole avere anche un responso tecnico, notizia che riguarda il gesto, l'atto di violenza avvenuto appunto a Pieve di Cadore alcuni giorni fa. Cortina, pista della discordia, la minoranza, il sindaco dica da che parte sta. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno con le notizie riferite al territorio bellunese. La prima notizia che troviamo interessa appunto la situazione difficile che la provincia di Belluno sta vivendo a causa della mancanza di autisti per quanto riguarda il trasporto pubblico. Siamo a pagina 15, deblash degli autobus, accuse incrociate, la capofila milanese manda altri rinforzi. Il sindaco punta il dito sui ritardi nell'affrontare l'emergenza, l'azienda siamo stati lasciati soli dalla provincia. Potere e bugie, fu strage di Stato, Don Luigi Ciotti prega a Fortogna, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Andiamo invece avanti con pagina 18, fatti di cronaca giudiziaria, 13 anni per l'appello, i ladri la fanno franca, la banda aveva colpito in un ristorante ed era stata condannata senza condizionale, non ha fatto un solo giorno di carcere. Siamo a pagina 19, domani scatta l'Itallert, i messaggi di prova arrivano via telefono, notizie anche in questo caso trovate nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Continuiamo invece a pagina 20, notizia che riguarda il mondo del commercio del capoluogo, un negozio sportivo e uno di intimo maschile, 2 aperture in centro, il commercio respira. In via Roma al posto dell'ex Benetton, sabato aperto AV Lab, in piazza dei Martiri il 7 ottobre inaugurazione del nuovo Intimissimi. Feltre, edifici senza mercato, il comune va in vetrina sulle aste giudiziarie. Altre notizie brevi che riguardano il territorio feltrino, sempre Feltre, Stien, pieno appoggio alla giunta a Fusaro, questa è la dichiarazione da parte della Lega. Sovramonte, dalla Torre all'US numero 1, gli ex psichiatrici nell'RSA di Sorriva, il sindaco soldi pubblici per una struttura inutilizzata, sono pronto a segnalare il tutto alla Corte dei Conti. Continuiamo con pagina 23, vette feltrine, dal Piazza per i 60 anni sarà rifatta la strada, venerdì serata di racconti per festeggiare il compleanno, domenica meteo permettendo l'escursione culturale. Letame in strada, via Piave bloccata tutto il pomeriggio, cede la sponda del trattore e il liquame esce. A Santa Giustina lungo intervento di polizia come si può vedere da questo scatto. Il personaggio dalla rosa, dai tornei ai Toschan al trono delle freccette soft, il Cegiolino è campione italiano dopo la combattuta finale a Caorle, premiata la mia passione, quanta tensione durante le gare.
Continuiamo con Sospirolo, anticipo di 7 giorni per il via ai lavori per l'elettricità fino a Genabassa e ancora da Borgo Valbelluna al centro Incon una nuova fioreria è la scommessa di Melanie. Siamo a pagina 25, anziano chiede un alloggio di emergenza, il sindaco c'è posto solo in casa di riposo, la richiesta al comune di Ponte nelle Alpi parte dal figlio di un residente che vive da solo e ha gravi problemi di salute. Donati 35.000 euro alle realtà sociali grazie al Giro del Lago, Via di Natale, Cucchigna e il Pago Solidale hanno ricevuto i fondi raccolti con l'evento dell'estate scorsa. A Gordino, picchiata e maltrattata dal giovane paziente di cui si era innamorata, assistente sociale trascinata in situazione ai limiti del lecito dopo una burrascosa convivenza, ora c'è un nuovo processo. La professionista voleva aiutarlo e si è ritrovata a sua volta nei guai, adesso sta seguendo un difficile percorso di riabilitazione mentre lui è in carcere. Rocca Pietore, fondi confine 23, li investiremo in manutenzioni, questa è la dichiarazione del sindaco del comune di Rocca Pietore. E ancora per il casello di Digoman, una giornata per rivivere i bei tempi che furono, notizie in questo caso che ci portano nel comune di Voltago a Gordino. Selva di Cadore, un cavallo e una manza divorati di notte dai lupi, basta, chiudo la manca, questa è la dichiarazione del gestore. Passiamo a pagina 27, Cortina, pista da bob, silenzio assordante, ma il comune è solo ostaggio? La consigliera De Zanni, il municipio ci si rende conto della reale situazione, siamo allo sbaraglio, i lavori sono in ritardo, il futuro è nero e nessuno parla. Continuiamo con Santo Stefano di Cadore, siamo in Comelico, insulti e botte alla convivente, il giudice lo manda in carcere. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP, cittadino straniero indagato per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. Dal braccio di ferro alle coltellate, storia di una notte di ordinaria follia, il PM Primavera verifica il tentato omicidio, il racconto delle vittime e il coltello sequestrato, notizia appunto riferita al fatto di cronaca nera avvenuto nel comune di Pieve di Cadore pochi giorni fa. Siamo alla rubrica Cultura e Società, tanti amici e l'omaggio a Montaldo e Calvino per il 18° della Fiera delle Parole. Dal 5 all'8 ottobre a Padova scrittori e lettori si incontrano e si confrontano per rinnovare il senso di comunità. E dalla rubrica Giorno e Notte, Piazza e Augusti raccontano la montagna e le sue genti. Il mese del libro porta a Spert 2 autori locali con La prima neve e i giorni della merla. E adesso lo sport bellunese, Cortina, male la prima zampata di Najlund e il Fassa in cassa ma solo all'overtime. Parliamo di Alps Hockey League 3-2 tra Fassa e Cortina. Iabré è l'infortunio, fatto da solo, tranquilli, De Carli è un degno sostituto, il centrocampista della Dolomiti Bellunesi non piega il ginocchio ma sono più fiducioso perché si è sgonfiato parecchio. Calcio, stasera la Coppa, Longa Alpina al Pago, chi vince passa, Fiori Barpa a Cison servono i 3 punti. Ancora sport, un argento tricolore nella corsa in montagna per l'ingegner Costa, sono andato fortissimo. Motociclismo, Darold, weekend sfortunato e 7° posto del CIV Junior. In provincia di Parma si è rotto il motore nelle prove, alla domenica una buona G1, poi nella G2 la caduta per colpa di un avversario. E sempre dai motori, nella bacheca di mezza casa arriva la Seat Ibiza Cup. Il 2° posto conquistato alla Pedavena Crocedown regala la vittoria finale al pilota di La Valle a Gordina, guardo già al 2024. E terminiamo con le previsioni del tempo in provincia di Belluno. Zone montane in prevalenza molto nuvolose, in pianura da molto nuvoloso a regolarmente nuvoloso con parziali schiarite. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.